ballottaggio, appello di Massimo Zedda, Massimo Fantola, confrontiamoci davanti ai cittadini sui programmi. Le vedremo più avanti, invece andiamo avanti con il nostro telegiornale per parlare delle elezioni amministrative. Cagliari va verso il ballottaggio, tra 10 giorni il capoluogo sardo sceglierà il nuovo sindaco. Questa sera Massimo Zedda, candidato del centrosinistra, ha lanciato un appello al suo avversario del centrodestra Massimo Fantola. Confrontiamoci davanti ai cittadini, ha detto, per illustrare i nostri programmi. Sentiamo il candidato sindaco del centrosinistra. Questo appello al candidato avversario? Perché è bene che la città, i cittadini conoscano il proprio futuro sindaco, conoscano il suo programma, conoscano quali le questioni aperte, i temi per la città, dai trasporti al sociale, alle questioni che riguardano il poetto, il turismo, il commercio, insomma ci si confronti sui programmi, scelga il candidato avversario per la città e per i cittadini, il luogo dove confrontarci all'aperto possibilmente. Scelga lui la piazza, scelga lui il tema, scelga lui il giornalista che ci deve intervistare. Io sono pronto a confrontarmi perché credo che Cagliari meriti di discutere di se stessa, i cittadini meritano di discutere del futuro sindaco e del suo programma. Lei parte con un mezzo punto percentuale di vantaggio. In genere questi confronti sono spiegati da chi insegue, posto che il ballottaggio è una nuova battaglia. Vuol dire che comunque lei si sente abbastanza sicuro? Sì, sicuro sui temi, sui progetti, sulle proposte, tanto che nei confronti che abbiamo avuto c'è stata una qualche difficoltà del mio avversario a rispondere, controbattere e stare sulle questioni con conoscenza dei temi e dei problemi aperti in città e anche sulle proposte per la città. Allora, siccome noi non abbiamo paura di confrontarci, anzi amiamo il confronto e il confronto politico sulle questioni che riguardano i cittadini, io credo che sia opportuno confrontarci.